Secondo i beni informati saranno almeno in 300 i tifosi biancazzurri che seguiranno l'Olimpica Akragas al Pasqualino Stadium di Carini. Si tratta di uno stadio dotato di erba sintetica e di circa 1000 posti a sedere. Numerosissime le auto che raggiungeranno lo stadio palermitano anche perché il recente passaggio del turno con il Salemi ha fatto rinascere un po' di entusiasmo. Adesso tutto dipende dall'esito finale della sfida con il Don Carlo Misilmeri che, ricordiamo, ha registrato dei precedenti positivi per la compagine dei Templi proprio nel girone di ritorno. All'Esteneto infatti si ricorda si dovette giocare un paio di volte questa sfida. La prima sospesa per infortunio all'arbitro mentre l'Olimpica Akragas conduceva per 2-0. La seconda si giocò regolarmente e la squadra di Giovanni Fassone si impose con il risultato di 4-2. E nel ricordo di questi precedenti monta l'entusiasmo dei tifosi che pregustano di superare anche questo secondo turno. Ma c'è chi butta sul fuoco dell'entusiasmo e predica tanta umiltà e la giusta determinazione. È il presidente Salvatore Bottone che dichiara: dimentichiamo quanto successo in precedenza, questa è una partita diversa, da dentro o fuori. Ed anche il Don Carlo Misilberi, che ambisce ad andare in finale, si sta preparando con il giusto piglio. Noi dobbiamo cercare di scendere in campo con la giusta mentalità, ma ho piena fiducia nei ragazzi che avranno il giusto incoraggiamento da parte dei nostri tifosi. Per quanto riguarda la squadra, il tecnico Giovanni Fassone può contare su una rosa abbastanza ampia e il ritorno di Puccio solidifica ulteriormente un reparto di per sé abbastanza robusto. Don Carlo Misilmeri, Olimpica Akragas, finale playoff del girone A di promozione, che si giocherà, ricordiamo ancora una volta, al Comunale di Carini a partire dalle ore 16:30, è stata affidata ad una terna trapanese. Si tratta di Giuseppe Lipari, il quale verrà assistito da Salvatore Damiano e Salvatore Girolamo Cucci, tutti della sezione di Trapani. Presidente Bottone, domani siamo al rush finale, una partita interessante che, se vinta, ci permetterà l'accesso a un ulteriore passo per guadagnare la serie superiore. Ecco, facciamo anche un appello, ci figli il punto anche sulla condizione sportiva della squadra, insomma come vi state approcciando a questo appuntamento importantissimo? Ormai siamo alla fine, come ben hai detto, e domani c'è il primo ostacolo, la finale del girone di promozione, girone A, con il Misilmeri. L'abbiamo incontrato più volte quest'anno, ricorderai quando la partita è stata sospesa mentre che eravamo in vantaggio per 2-0, l'abbiamo ripetuta e abbiamo vinto poi alla grande. È chiaro che poi domani sarà tutta un'altra gara, si inizia nuovamente da 0-0, loro avranno il vantaggio di 2 risultati su 3 essendosi piazzati meglio di noi durante la regolare stagione, per cui i ragazzi, che sono in un'ottima condizione tutti, con lo spirito altissimo, faranno del loro meglio per riportare la vittoria ai nostri colori e approcciarci poi alla finalissima, quella che in effetti poi ci potrà portare al paradiso dell'eccellenza ulteriore, verso il ritorno, verso quelle categorie che più ci competono.